Buongiorno a tutti, eccoci qui a vedere un VIP, un grandissimo attore che prova a dare il matto del barbiere non a uno sprovveduto, ma niente meno che al grande, al leggendario Garry Kasparov. Il bianco in questa partita è Woody Harrelson, un attore famoso che ha partecipato in vari film come Natural Born Killers, Assassini Nati, dove anche a scacchi, no? Se vuole vincere già dalla seconda mossa è un assassino nato. Comunque un famoso attore che in un'esibizione a Praga si trovava lì per caso. Penso che ci dovevano esserci altri giocatori come Vassili Ivanchuk, Judith Polgar, appunto Kasparov. E Woody Harrelson passava di lì e non poteva cogliere l'opportunità, non poteva non cogliere l'opportunità di cimentarsi con i campioni del mondo. Allora, questa partita diciamo che ovviamente non è stata giocata in condizioni serie, agonistiche da torneo, ma è stata giocata in un clima sereno, in un clima amichevole e di intrattenimento, e in cui addirittura al bianco veniva suggerita qualche mossa, e niente meno che da Yasser Seirawan. Yasser Seirawan è un fortissimo giocatore statunitense, un fortissimo giocatore e ancora più bravo economista, che ora, anche recentemente, fa molti commenti, molti report di tornei, molti corsi, quindi un giocatore molto esperto che qui si consultava con l'attore per provare a sconfiggere Kasparov. Budi gioca E4, E5, ora donna H5, fin da subito il bianco mostra le sue intenzioni aggressive. Cavallo C6. Poteva giocare anche il sacrificio cavallo F6, donna per alfiere E7, questo donna E7 è stato un mouse sleep, uno scivolamento del mouse, ovviamente non bisogna cambiare i pezzi quando siamo pedoni in meno, ma alfiere E7 seguita da mosse come arrocco, cavallo C6, D5 aprendo la posizione. Kasparov gioca a cavallo C6, che anche se soddisfacente, alfiere C4, ecco qua, Kasparov non cade nel trucco e anziché giocare la mossa, chiedo scusa, cavallo F6, che perde istantaneamente per via di donna per F7, gioca, questo è il famoso matto del barbiere, in cui molti giocatori alle prime armi cadono, e Kasparov ovviamente difende il pedone. Oggigiorno si considera che G6 sia ancora meglio, no? Per poi giocare cavallo F6, alfiere G7, arrocco con uno sviluppo armonioso. Donna E7, la donna qui non è molto ben piazzata e potrebbe essere vittima, non so, di un salto di cavallo. Con cavallo F3, cavallo F6, donna H4. A questo punto D6 gioca Kasparov, una mossa normale per sviluppare l'alfiere. D3 H6 per evitare inchiodature o cavallo G5, no? Perché non si sa mai, magari non so se continua a giocare in modo aggressivo, magari l'attore potrebbe giocare cavallo G5 attaccando F7, cosa che magari non è di gradimento di Kasparov, ma ok, più che cavallo G5 che si può difendere anche con cavallo D8 sviluppando l'alfiere, probabilmente alfiere G5, no? Era, diciamo, il fastidio. H6, il bianco fa H3, magari c'era di meglio, alfiere 6, cavallo C3, e ora diciamo che cavallo C3 si lascia doppiare i pedoni. A questo punto la struttura è un po' compromessa, e qua Kasparov decide di complicare il gioco e gioca cavallo D4 che minaccia C2. Magari pensa che l'attore, che non è nemmeno un giocatore professionista, non vede il doppio, magari gioca una mossa di sviluppo e perde. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Ma il bianco cattura in D4 e per D4 gioca cavallo E2 contrattaccando questo pedone. A questo punto Kasparov avrebbe potuto catturare in E4 minacciando il cambio delle donne, dopo donna per, alfiere per, cavallo per, alfiere F6,
il nero avrebbe un minimo vantaggio, può giocare a rocco lungo, torre 8, il nero avrebbe un minimo vantaggio in virtù dei pedoni doppiati in C2 e in C4, ok? Il nero avrebbe un piccolo vantaggio e sicuramente Kasparov lo sapeva, ma probabilmente per vincere, per mantenere il gioco complesso gioca C5, anche se a volte non bisogna giocare contro l'avversario, bisogna giocare la posizione. Giocando C5 il nero rende il suo alfiere ancora più brutto e nemmeno Kasparov può avere sconti se i suoi pezzi sono brutti. F3 sono D5. Adesso Kasparov vuole modificare la struttura, questo tatticismo è molto buono. Ci perdi cavallo per, non si può prendere il cavallo perché la donna è in presa, quindi il bianco cambia le donne, il cavallo non è più attaccabile, fiere di 2, il bianco vuole arroccare lungo, anche il nero, arrocco lungo G6 per sviluppare l'alfiere in fianchetto e migliorare il suo cavallo, cavallo F4, alfiere G7, C4, ecco a questo punto il bianco vuole ottenere uno scenario con una struttura pari, potrebbe voler bloccare il pedone con il cavallo, con pressione su D5, oppure vuole occupare la casa forte, se nero prende anche il bianco si crea un pedone passato, ma la cosa evidente è che questo alfiere è ancora un po' meglio dell'alfiere in G7, per cui dopo C4 Kasparov prende en passant, semplificando però la posizione, alfiere per, B per, il bianco ha i pedoni disuniti, ma non succede nulla, questi pedoni sono nel lato della minoranza, il bianco ha una maggioranza sana e la posizione è almeno pari. B6, C4, il bianco sta giocando benissimo e sta tenendo testa al campione del mondo, cavallo C6, re B2, torre 8, ora tutti i pezzi vengono cambiati, cavallo D5, ora H5, A4 e re D7. Nei finali nuovamente è molto importante attivare il re. Re C3, che il bianco lo sa, re 6, F4, impedendo l'entrata del re nero. Cavallo D4, torre D1. La torre va sulla colonna aperta e ora cavallo E2, re C2, cavallo D4. E a questo punto Kasparov ripete, Woody Harrelson probabilmente molto contento che Kasparov voglia ripetere, e i due giocatori firmano l'armistizio. Si sarebbe potuto continuare, ma il bianco ha giocato molto bene. Mi sto chiedendo anch'io come Woody Harrelson possa aver giocato così bene. C'è da dire che Kasparov forse ha giocato appunto in un clima, diciamo, in un clima appunto di intrattenimento, in un clima di show, ha giocato in maniera un po' superficiale, un po' alla leggera, come mosse come donne 7, probabilmente non le avrebbe giocate in torneo nemmeno di 6H6, così come neppure rinunciare a cavallo per E4 che dà una struttura migliore, giocare C5, dopodiché il nero obiettivamente sta peggio. C'è anche da dire che probabilmente l'aiuto di Serawan, giocatore esperto, abbia aiutato il bianco e gli ha impedito di perdere velocemente, ma è molto interessante come un assassino nato, Woody Harrelson, abbia cercato di vincere con il bianco dalla prima mossa, ma raccomando a voi di non farlo, non fatelo. Avete già visto cosa è successo, che ha provato a dare matto del barbiere a Narodinsky in un video precedente, a cui vi rimando. Spero che il video vi sia piaciuto, grazie mille e alla prossima. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!